sulla banda di 4 tecnici che per mesi ha razziato i trasmettitori delle antenne telefoniche creando disservizi ai cellulari di mezzo Veneto, soprattutto la Marca, i responsabili verso il processo. La tragedia della 28, scarcerato l'imprenditore bulgaro accusato di aver travolto e ucciso Sara e Jessica nel gennaio 2022, la rabbia dell'Enfragasso, per la legge è meglio essere un delinquente che una persona onesta. A Beverare nel Rodigino, i funerali di Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, le parole di Gino, il dolore per la morte della nipote, ma anche la forza che cercava di trasmettere a tutta la famiglia. Giovedì pomeriggio a Motta di Livenza l'addio al piccolo Andrea Crosato, 7 anni appena, morto per una malattia rara, lo strazio dei familiari e dello zio Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto. A Palazzo Balbi il presidente del Veneto torna sul tema del fine vita che ha provocato una spaccatura nel centrodestra, al vaglio una circolare per tutte le ULSS in modo da uniformare la procedura. Dopo il via libera della soprintendenza al parco fotovoltaico da 18.000 metri quadrati in via d'Azeglio a Mogliano, sindaco e residenti non mollano, chiediamo una revisione urgente del parere. Le immagini del giovane cervo che si aggira imperterrito a San Vito di Cadore, estremamente confidente, gioca nei giardini delle case, si avvicina alle piste da sci, troppi rischi per le autorità, andrà spostato dalla zona. Veneti schiacciati dalla crisi, arriva il carnevale anche al Banco Solidale del Sant'Artemio. I bambini delle famiglie in difficoltà potranno scegliere la maschera che a loro piace di più per festeggiare in allegria. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Allora subito il tema del sondaggio che vi sottoponiamo da quest'oggi in vista di Ring, la nostra prima serata dedicata alla politica. È già forte il dibattito sul progetto della riforma sanitaria che trasformerebbe i medici di base da liberi professionisti a dipendenti del sistema sanitario pubblico, assegnati alle case o agli ospedali di comunità o alle centrali operative territoriali e nei distretti. No dei sindacati della categoria a questa rivoluzione. Allora vi chiediamo, trasformare i medici di base in dipendenti delle ULSS, cosa ne pensate? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690. Stiamo registrando da oggi le vostre preferenze e questa sera naturalmente l'esito del sondaggio. E allora sono state chiuse le indagini da parte della Procura di Treviso sulla banda di 4 tecnici che per mesi avrebbe razziato i trasmettitori dalle antenne telefoniche, creando un bel po' di disservizi ai cellulari di mezzo Veneto e anche del Friuli Venezia Giulia. I responsabili vanno verso il processo. Impossibile chiamare ed essere chiamati, impossibile connettersi, perché i trasmettitori erano stati razziati, telefonini bloccati, un disservizio enorme, in tilt migliaia di cellulari Wind in varie zone tra Veneto e Friuli Venezia Giulia dal luglio 2022 a gennaio 2023. I 6 mesi da incubo in cui ha operato la banda delle antenne, 37 colpi messi a segno per i 4 ritenuti responsabili, tecnici specializzati dipendenti di una società di Monselice, nei confronti dei quali la Procura di Treviso ora ha chiuso le indagini e per i quali si attende la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo gli inquirenti, i 4, agendo sempre tra loro in coppia, fingevano di dover fare degli interventi di manutenzione agli impianti di trasmissione. Poi, una volta saliti sull'antenna, la tecnica era sempre la medesima. Tranciavano i cavi di connessione degli apparati per rubare i trasmettitori, per l'esattezza sempre 3 unità radio che poi probabilmente rivendevano all'estero. Nel mirino gli apparecchi di Wind, che dei disservizi non aveva alcuna responsabilità nonostante gli strali degli utenti ignari che il gestore fosse a sua volta vittima della banda. 6 mesi di razzie concluse grazie alle indagini dei carabinieri. Nei guai sono finiti un 57enne residente a Terni, un 47enne di Villafranca in provincia di Verona e 2 cittadini romeni rispettivamente di 49 e 28 anni residenti nel Padovano e nel Vicentino. Il primo colpo a cornuda depredando l'impianto Wind di via Ugo Foscolo. Poi, vista la facilità del colpo, i 4 hanno pensato bene di continuare su quella strada con un'impressionante sequenza di raid nella Marca, a Oderzo, Castelfranco, Ponzano, Casier
Zero Branco, Videlago, Mareno di Piave, Vittorio Veneto e Codogné. Nel Vicentino a Due Ville, Bolzano Vicentino, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore e Rosà. Nel Veronese a Soave, Lazzise e Bussolengo. Nel Veneziano a Spinea Mirano, a Borbiago di Mira, in Friuli Venezia Giulia a Pordenone, Porcia, Fontana Fredda, Budoia, Aviano, Staranzano e Villese, spingendosi anche in Trentino Alto Adige a Nave San Rocco e in Emilia Romagna a Bagnocavallo in provincia di Ravenna. Si tratta di atti da condannare fermamente. Il danneggiamento della rete digitale di comunicazione è un grave danno per i cittadini e per le imprese che necessitano di servizi digitali di comunicazione sempre più efficienti, oggi ed in futuro. È per questo che il governo e l'Europa stanno investendo molto nella modernizzazione e nel potenziamento delle reti digitali. E questo investimento deve essere tuttavia svolto nel rispetto dei territori e nel rispetto delle esigenze dei cittadini. E di questo che la provincia in futuro e oggi si farà garante. E indagini senza sosta per risalire alla banda che ha colpito all'Expert di Negrisia, dove sono 2 le auto usate per la spaccata, entrambe a quanto pare con targa rubata. Abbiamo messo a disposizione da parte della nostra polizia locale, di tutta la parte della videosorveglianza, le forze dell'ordine, ovviamente per tutte le operazioni che loro riterranno di utilizzare proprio in questi momenti. I frame della videosorveglianza sono già stati trasmessi ai carabinieri che stanno indagando senza sosta per risalire alla banda che ha messo a segno la spaccata ai danni dell'Expert di Negrisia nella notte tra domenica e lunedì, portandosi via un bottino da 50.000 euro, un furto nel cuore della notte nel centro del paese con un'auto di grossa cilindrata usata per sfondare la vetrata. Da una prima analisi delle telecamere, i mezzi utilizzati per la fuga però sarebbero stati almeno 2, entrambi con targhe rubate in comuni limitrofi dello Pitergino, anche questo un fenomeno collaterale e specifico. Sicuramente uno degli alert che diamo è di controllare, perché naturalmente vengono rubate delle targhe e in questo caso non sono del comune di Ponte di Piave, però è chiaro che vengono utilizzate per fare questi furti, queste spaccate, e naturalmente se ne liberano già la sera stessa, quindi ovviamente oltre il danno, la beffa anche a carico del cittadino, che poi si trova a dover comunque rifare le targhe, rifare naturalmente anche una nuova carta di circolazione, quindi anche i costi che chiaramente si aggirano sui 150-200 euro. Furti di targhe che quindi stanno aumentando con la recrudescenza di reati contro il patrimonio che sta interessando la Marca. Targhe sono state sottratte nelle ultime sere nella zona di Biancade, Aroncade e Monastera, da qui la proposta di legge targata Lega che vorrebbe introdurre l'arresto in flagranza anche sulla base di documentazione video-fotografica entro le 48 ore dal fatto. L'arresto in flagranza di reato nelle 48 ore permetterebbe anche di chiaramente dare delle risposte ovviamente a queste persone che si trovano in una situazione nella quale hanno leso la propria situazione privata e personale. La tragedia in A28 adesso con la morte di Sara e Jessica, scarcerato l'imprenditore bulgaro accusato di averle travolte e uccise con il suo SUV nel gennaio del 2022. I familiari sono sconvolti, una presa in giro, l'unica condanna, dicono, è per noi. Sinceramente me lo aspettavo, ma non così presto. E comunque ho capito che il governo e le leggi aiutano più i delinquenti e gli assassini che le persone oneste. Quindi a questo punto forse è meglio essere un delinquente che una persona onesta. È uno sfogo duro quanto amaro quello di Alain Fragasso, appresa la notizia della scarcerazione di Dimitre Traikov, l'imprenditore 55enne di origini bulgare che sta scontando una pena 7 anni per la morte sulla 28 delle cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso, 26 e 20 anni, di Mareno di Piave. Era il 30 gennaio 2022 quando l'uomo con il suo SUV travolse ad alta velocità la Panda di Sara e Jessica, su cui viaggiavano anche le figliolette della prima, miracolosamente sopravvissute. A seguito dell'impatto Traikov si diede alla fuga tra i campi. Dopo 2 anni di misure cautelari e 1 anno di carcere per effetto della riforma Cartabia, l'imprenditore torna a casa sottoposto a obbligo di permanenza nelle ore notturne. Papà Alain, che fin dall'inizio ha chiesto giustizia, non si dà pace, anche perché Traikov potrebbe seguire un percorso di riabilitazione a favore dell'associazione familiare e vittime della strada di Milano. Ha la possibilità di uscire, per lo più fa richiesta che vuole fare il nonno vigile per far attraversare le strisce, questa è proprio una presa in giro. Decisamente troppo per un padre che ha perso l'unica figlia. La condanna non è stata data a lui, ma è stata data a noi,
perché noi, mia figlia e mia nipote non le rivedremo più. Sono molto demoralizzato, triste, ma parlo come da italiano. Io spero che questa notizia arriva al governo e ci facciano 2 domande. Non posso fare altro che accettare e provare a continuare a vivere. A Beverare, ora nel Rodigino, i funerali di Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, morta improvvisamente a 76 anni. Le parole commosse pronunciate dai figli Gino e Alessio, eri la nostra oasi di conforto. Ogni lutto ha scavato un solco più profondo dentro di lei. La sua forza l'ha sempre sostenuta, ma la morte di Giulia l'ha segnata. La morte di Giulia l'ha segnata profondamente, lasciandola senza più appigli. Aveva smesso di crederci, voleva mollare tutto. Poi un giorno, mentre parlavamo di sogni, si è resa conto che era un modo per onorare chi non poteva più inseguirli. E ho visto tornare una lieve luce nei suoi occhi. La voce si spezza a Gino Cecchettin raccontando dell'immenso dolore vissuto da Carla Gatto per la morte della nipote Giulia e dei sogni tenuti stretti fin da bambina, malgrado le fatiche, malgrado i lutti. La chiesa di Beverare è colma di persone e commozione, insieme ai familiari Andrea Camerotto, cognato di Cecchettin, l'avvocato e amico Stefano Tigani, i sindaci di Vigonovo Luca Martello e di San Martino di Venezia Elisa Sette. Continuare a fare il bene anche quando si riceve il male è il filo che lega letture, omelia, commiati. Davide, fratello di Giulia ed Elena, scandisce le parole di San Paolo. Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli che sono nel pianto. Non fatevi un'idea troppo alta di voi stessi. Non rendete a nessuno male per male. Concetto che Don Gabriele, ex parroco di Vigonovo e amico dei Cecchettin, riprende nell'omelia invocando il sostegno di nonna Carla. Non diventare anche noi portatori di male, portatori di odio, anche se lo abbiamo ricevuto. Perché Carla aveva messo a frutto i suoi talenti, come suggerisce la parabola, amando senza riserve la vita, la bellezza, la sua famiglia. Come parlava dei suoi nipoti, come parlava di loro e quanto le ha spezzato il cuore la partenza di uno di loro, della Giulia. Lei che una vita non facile non era riuscita fino a quel momento a piegare. Sei sempre stata forte e battagliera, mai stanca, non ti fermavi mai. A volte mi chiedevo come facesti a fare tutto ciò. Eri la mia roccia, il mio rifugio, la mia maestra di vita. I sogni non appartengono solo ai bambini. La nostra mamma, ha proseguito Gino, aveva iniziato solo da pochi anni a coltivarli davvero. Dipingere, scrivere, viaggiare zaino in spalla resterà inesaudito. Mi raccomando, cerca di stare tranquilla, almeno adesso, dove sei penso non ci sia lavori da fare. Lascia tranquilli gli angeli e se li vedremo in giro sappiamo che si saranno presi una pausa dalle tue proverbiali chiacchierate. Oggi non voglio chiedermi perché ci sei stata tolta, ma voglio ringraziarti di esserci stata, sempre, la mia mamma, la nostra mamma. Non so come hai fatto, tu che hai sempre vissuto nel deserto, ad essere un'oasi per chi avevi vicino. Quando Monica ci ha lasciato, Elena ha detto, è con il nonno Alfredo. Ora sei con loro e con Giulia e ci fate sentire un po' soli. Ma sappiamo dove trovarvi e quando abbiamo bisogno di voi il cuore ci viene in aiuto. Sappiamo che il tuo abbraccio continuerà a proteggerci, invisibile ma eterno dentro di noi. Ti amo, mamma. E si terranno giovedì pomeriggio a Motta di Livenza i funerali del piccolo Andrea Crosato, 7 anni appena, morto in seguito a una malattia rara. Il dolore dei familiari e dello zio Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, sono stati 7 anni di amore puro. Ai funerali ci sarà anche il suo supereroe preferito, l'Uomo Ragno. Era un bambino con la grandissima voglia di vivere che hanno tutti i bambini. Sono stati 7 anni di amore puro che ci ha regalato e adesso abbiamo appunto paura da familiari dell'abbandono, di questo distacco.
Aveva appena compiuto 7 anni il piccolo Andrea e nella voce dello zio paterno Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, c'è tutto il dolore di una famiglia rimasta orfana. Era un piccolo miracolo Andrea, così lo aveva definito mamma Laura in un post su Facebook il giorno del suo compleanno, il 28 gennaio scorso. Il bimbo, affetto da una malattia rara, è spirato lunedì all'ospedale di Vicenza, lui che di battaglie ne aveva vinte tante, sempre con il sorriso e con una forza disarmante. Proprio ai sanitari, zio Emanuele rivolge un ringraziamento dal profondo del cuore. E soprattutto i medici che lo hanno curato e l'hanno tenuto in vita fino adesso, dall'hospice di Padova alla nostra ULSS, alla nostra famiglia. L'ultimo saluto giovedì alle 15.30 al Duomo di Motta di Livenza, dove ad abbracciare i genitori, Laura e Domingo, saranno davvero in tanti. Ci sarà anche l'uomo ragno, il supereroe preferito di Andrea, quello che in carne ed ossa gli regalava dei piccoli ma preziosi momenti di gioia, come quelli che lui a sua volta distribuiva a chi gli stava accanto. Non sono riuscito a insegnargli a giocare a calcio o andare in bicicletta, però lui mi ha insegnato cos'è la famiglia, cos'è l'amore, cos'è l'affetto, e questo rimarrà per sempre. Ed è ancora in gravissime condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre l'imprenditore trevigiano caduto ieri pomeriggio all'interno del cantiere della biblioteca annuale. Si tratta di Claudio Pagotto, uno dei titolari della Mosè SRL, azienda edile con sedi tra Spresiano e Arcade. Pagotto, 59 anni, risiede con la famiglia a pochi passi dal centro proprio di Arcade, comunità che con apprensione sta seguendo l'evoluzione della sua situazione clinica. Sull'episodio stanno indagando Carabinieri e Spisal, che stanno verificando l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza. Pagotto stava lavorando sul tetto dell'immobile quando è caduto da un'altezza di circa 4 metri. Ed è proprio addirittura d'arrivo in Parlamento il reato di omicidio sul lavoro, un tema discusso da avvocati e consulenti in Fiera Longarone nelle scorse ore, dove si è ribadito come in caso di infortunio mortale non risponda solo il datore di lavoro ma anche il committente. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Questo è il primo articolo della legge che introduce il reato di omicidio sul lavoro e che è in discussione in Parlamento, una norma che vuole contrastare una tragica statistica. Si parla di 3 morti al giorno, spesso si evidenzia come soluzione quella di un inasprimento delle sanzioni. Tra l'inasprimento delle sanzioni si configura anche la creazione di un nuovo reato che sarebbe quello di omicidio sul lavoro, quindi il reato di omicidio colposo viene ad assumere una gravità ulteriore quando l'evento si verifica in occasione del lavoro delle persone nelle imprese. Pene che aumentano se ad esempio non sono stati forniti dispositivi di sicurezza ai dipendenti e se l'imprenditore non ha provveduto ad assicurare i prestatori d'opera e le terze persone presenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri. Una legge che però secondo i consulenti ed avvocati non basterà a fermare le morti bianche. Che infatti si accompagnerebbe a questo inasprimento delle sanzioni la facoltà di svolgere una maggiore prevenzione mediante i modelli organizzativi. Che in pratica sarebbero tutte le regole aziendali antinfortunistiche che ogni azienda dovrebbe mettere a bilancio. Condizionale d'obbligo perché la sicurezza ha un costo e se non applicata permette alle aziende una competitività economica seppur sleale. E i prezzi troppo bassi devono insospettire invece la committenza, perché sono il primo segnale di una situazione che potrebbe avere conseguenze davvero per tutti. Vale a dire, se io do il lavoro da fare a un'azienda nella mia proprietà e succede un incidente, un mortale sul lavoro, chi deve rispondere? Risponde anche lei nel momento in cui non ha verificato esattamente le qualità professionali, i requisiti di operatività di quell'azienda lì, oltre naturalmente all'azienda. Ancora cronaca, spaccio nei pressi degli impianti sportivi di Treviso, scatta il daspo di 3 anni per un 26enne di origini marocchine.
Spacciava marijuana e hashish a Treviso e nei pressi dei luoghi di aggregazione sportivi dell'Interland, stadi e palazzetti. Daspo sportivo fuori contesto per un 26enne di origine marocchina recentemente condannato per spaccio di stupefacenti e un tentativo di estorsione. Il provvedimento disposto dalla questore Alessandra Simone ha come finalità la prevenzione dello spaccio e delle condotte pericolose negli impianti sportivi, compresi quelli dilettantistici, vietando l'accesso e la vicinanza a questi per 3 anni. Il Daspo sportivo fuori contesto è stato in questo caso emanato per evitare fenomeni di spaccio in quei luoghi, non sussistendo i requisiti per disporre un Daspo urbano. Il 26enne era infatti già noto per detenzione e spaccio di stupefacenti venduti anche a ragazzi minorenni tra il 2021 e il 2024. Polizia di Stato che nell'ultimo fine settimana, nell'ambito dei controlli straordinari interforze, ha identificato circa 650 soggetti, di cui 150 minori, uno dei quali sanzionato perché in possesso di alcuni grammi di hashish. Con lui anche 3 ragazzi appena maggiorenni. Altre dosi di stupefacente sono state trovate nei giardini di Porta Altinia, in piazza Giustinian Recanati, probabilmente pronte per lo spaccio. Controlli che hanno portato anche all'emanazione di un ordine di allontanamento dal quartiere di Via Roma per un 35enne di origine colombiana fermato perché in stato di manifesta ubriachezza. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Ben ritrovati in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. A Palazzo Balbi a Venezia oggi il presidente del Veneto Luca Zaia è tornato sul tema del fine vita che ha provocato una spaccatura nel centrodestra. Al vaglio una circolare per tutte le ULSS in modo da uniformare l'attuale procedura. Stiamo cercando di capire se con modalità delle circolari alle ULSS quantomeno di stabilire un modus operandi che sia rispettoso del fatto che il cittadino malato terminale che ha i requisiti stabiliti dalla Corte Costituzionale abbia una risposta pressoché immediata. Nonostante le tensioni dei giorni scorsi con Fratelli d'Italia prima e con Forza Italia poi, che di fatto intorno al delicatissimo tema del fine vita hanno portato ad una spaccatura nel centrodestra in regione, il presidente Zaia va avanti e torna ad invocare una legge nazionale. Intanto però, in attesa di questa, la Regione Veneto sta studiando una circolare per stabilire una procedura standard per tutte le ULSS che naturalmente, specifica Zaia, sia compatibile con la legge. Nell'ambito della libertà di fare una circolare cercheremo di capire fino a che punto si possono codificare questi passaggi che sono di natura tecnica e clinica. Veneto che per capire i margini di movimento in tal senso attende le motivazioni dell'impugnativa della legge toscana che prevede un periodo di 37 giorni dalla richiesta del paziente all'esecuzione del suicidio assistito. Non è una battaglia fondamentalista o estremista ma di civiltà, massimo rispetto, continua il governatore, per chi non la pensa come me. Credo che tutte le parti in causa abbiano un unico interesse, che è quello di chiedere una legge nazionale in un paese, evidenzia Zaia, dove nel 2017 è stata varata una norma per il cosiddetto testamento biologico. Chi è contro dovrebbe battersi con coerenza per vietare il fine vita, perché ricordo a chi è contro che in questo paese il fine vita esiste. Chi è contro deve prendere atto che oggi in questo paese è in atto un processo che lui non condivide. Rispondendo poi ad una domanda sull'autonomia nei giorni in cui al Ministero degli Affari Regionali riparte il tavolo sulle materie non LEP, Zaia fa il punto sull'iter in corso. Si va avanti con l'intento di preparare innanzitutto una intesa sulla prima materia delle 9 non LEP, che è la protezione civile. Non si esclude di lavorare anche di iniziare il lavoro anche su quello che è la previdenza integrativa e magari la giustizia di pace, che potrebbero essere ulteriori elementi in questa fase iniziale. Ancora cronaca con il cordoglio del mondo venetista per la morte dell'avvocato Andrea Arman, ma anche di chi con lui portò avanti la battaglia per restituire i patrimoni ai risparmiatori traditi dalle popolari venete. Nell'epigrafe il motto "Duri ai banchi", venerdì alle 15:30 in Duomo a Valdobbiadene nei funerali. Sentiamo il ricordo del collega Luigi Fadalti, commosso nel parlare dell'amico.
Il venetismo come valore e obiettivo, il senso di giustizia di fronte al crack delle banche popolari che da avvocato lo aveva spinto a impegnarsi anche in politica per far riavere ai risparmiatori traditi quello che avevano perso. È un vasto cordoglio quello suscitato dalla morte di Andrea Arman, il legale di Valdobbiadene scomparso a 65 anni per una leucemia che gli era stata diagnosticata un anno fa e per la quale era in attesa di trapianto di midollo. Insieme a Franco Rocchetta fu tra gli storici fondatori della Liga Veneta, mosso da una passione venetista mai venuta meno. Nel 1997 era stato difensore dei Serenissimi. In prima linea era poi tornato insieme a Don Enrico Torta per far valere i diritti di chi aveva perso i propri risparmi affidati a Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Io con Andrea ho avuto un rapporto umano e professionale molto intenso dal 1996 ad oggi. Ci siamo, devo dire, battuti con intensità e con coraggio all'epoca del processo della famosa scalata al Campanile, che fu un processo obiettivamente molto, molto difficile. E più di recente ci siamo impegnati a tutelare i diritti dei risparmiatori di Veneto Banca e della Banca Popolare di Vicenza, seriamente pregiudicati nella loro dignità. L'impegno nei 5 Stelle con cui si era candidato alle politiche del 2018 perché l'allora partito di Grillo portava avanti il tema dei ristori dei truffati. Nei social il cordoglio verso il patriota Arman di altri storici compagni di battaglie, da Ettore Beggiato ad Alessio Morosin, di convinti venetisti come Michele Favero e Silvia Nizzetto. Quando gli si chiede di ricordare la persona, l'avvocato Fadalti si blocca e si commuove. Grande lettore, amante della caccia, Arman aveva sofferto negli ultimi anni per il doppio incendio che aveva coinvolto il suo chalet di montagna ai confini con Segusino. Lascia la moglie Loria Berri. Andiamo al maxi impianto agrivoltaico a Marocco di Mogliano ora, perché dopo l'ok della soprintendenza il comune chiede una revisione urgente e scatta la mobilitazione. 11 campi da calcio, 5,5 ettari, la superficie interessata è di 17 ettari, quindi un mega impianto agrivoltaico. È contro questo progetto dai grandi numeri che amministrazione comunale e residenti stanno scendendo letteralmente in campo, anzi tra i campi, in questo lembo di terraglio in via Carlo d'Azeglio a Marocco di Mogliano, terra di paesaggi e scorci architettonici. Le ville venete che sono la nostra ricchezza, perché Mogliano è una città d'arte grazie alle sue ville, e tra l'altro una di queste, che è qui a ridosso del futuro previsto impianto, è una villa importante perché è la villa che ospita il museo Tony Benetton. Questo è il fotoinserimento che ieri ho mandato in sovrintendenza per chiedere la revisione del parere che hanno dato. Purtroppo la sovrintendenza ha dato un parere positivo a questo impianto perché probabilmente ha fatto una semplice analisi vincolistica senza vedere cosa c'è intorno. Revisione urgente quindi, con il comune che ripassa la palla alla sovrintendenza, quello stesso ente che per un impianto analogo in via Cavalleggeri aveva dato parere negativo, anche se la partita pure lì è tuttora in corso. A Marocco nessuno è pronto a convivenze forzate, di certo non Valentina Possamai, giovane mamma che nel 2023 qui ha comprato casa. Non eravamo a conoscenza di quello che sarebbe successo, dei progetti che c'erano per il terreno adiacente alla nostra abitazione, ma soprattutto la cosa che ci ha fatto rimanere un po' più perplessi è stata che lo stesso proprietario dell'abitazione è lo stesso proprietario del terreno che circonda la casa, e non siamo stati avvisati di nulla. E pensare che la zona è vincolata, la stessa strada non può essere asfaltata, per non parlare delle singole ville. Roberta Frigo ne possiede una. Se non ricordo male, noi in passato abbiamo fatto una richiesta per mettere dei fotovoltaici sul tetto e mi sembra che non ce l'abbiano concesso perché andavamo ad impattare quello che era il decoro della villa. A echeggiare è soprattutto un interrogativo. Con tanti capannoni che si possono utilizzare per fare questi impianti e rubare suolo alla campagna ancora. Voi siete pronti a dare battaglia? Ma certamente, anche perché insomma non sta nella logica proprio dell'utilizzo del terreno un progetto del genere. Guardate che bello, cioè è bellissimo, sono posti meravigliosi, è assurdo rovinarli questi posti. Si rischia veramente di tappezzare il nostro territorio di questi laghi di vetro, di pannelli solari.
Ora andiamo all'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi. Arriva il carnevale anche al Banco Solidale del Sant'Artemio. I bambini delle famiglie in difficoltà potranno scegliere la maschera che a loro piace di più per festeggiare in allegria. Il pirata, la principessa, Winnie the Pooh, Biancaneve, Batman. Il carnevale è entrato nel vivo della stagione e così anche al Banco Solidale dei Veneti Schiacciati dalla Crisi. Ogni bambino, come ogni mercoledì nella sede di Sant'Artemio, potrà scegliere il travestimento che preferisce e vivere così un carnevale in maschera con gli amici. Tutti questi bei vestitini che le persone hanno portato per cercare di far sorridere i nostri bambini, che sono sempre molto tristi. Non tutti, ma ce ne sono dei molto tristi, perché vivono queste situazioni in famiglia molto problematiche. Perciò sono bambini che devono sorridere, devono fare il carnevale e allora consegneremo loro i vestiti, i coriandoli, le stelle filanti per portare un po' di allegria. Tanta la solidarietà arrivata anche dalle raccolte di alimenti nei supermercati della zona. Non mancano neppure i crostoli, famosi Gaiani, perché anche quelli sono arrivati da un supermercato che ci fornisce di tante cose e perciò devo ringraziare. Un bilancio di raccolte consegna alle famiglie bisognose positivo, ma al banco c'è sempre bisogno d'aiuto. Per diversi mesi saremo fermi con l'abbigliamento, non portate abbigliamento perché sono strapieni e io non voglio dire portate tanto per portare perché non si butta, qui si consegna. Se volete derrate alimentari sì, scarpe sì, quelle sì perché servono sempre, igiene per la casa, igiene personale. Lavoro instancabile quello dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi, che nei prossimi giorni con la presentazione degli ISE capiranno quali e quante famiglie avranno la possibilità di entrare nel Banco Solidale. Abbiamo 6 milioni di poveri e io devo ringraziare tutti i banchi solidali, le parrocchie, il mondo del volontariato. E ora andiamo alle notizie dal Bellunese. Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all'ex compagno. Stavolta i reati da codice rosso sono stati applicati a una 53enne di Belluno che nel giorno di San Valentino ha insultato e minacciato il suo ex di 46 anni. Non era la prima volta e in un recente passato la donna era stata anche ammonita dal questore. Venerdì scorso la 53enne si è diretta verso il luogo di lavoro dell'ex. Una pattuglia della volante l'ha notata e seguita ed è stato un bene perché alla vista dell'uomo la donna ha iniziato di nuovo a insultarlo e minacciarlo. La 53enne è stata dunque arrestata in flagranza e portata nel carcere di Venezia. Il GIP ha convalidato la misura, ha disposto per la donna il divieto di avvicinamento alla vittima nel raggio di 500 metri e l'applicazione del braccialetto elettronico. E non cambia il capo di imputazione ipotizzato dalla Procura di Belluno nei confronti di Ornella Gasperini, la 46enne che venerdì scorso ha aggredito a colpi di forbice il vicino di casa di 64 anni nella sua abitazione di Sopracroda in città. L'uomo è stato visitato dal medico legale che tra 90 giorni depositerà la sua relazione. Resta al momento reclusa nel carcere veneziano della Giudecca Ornella Gasperini, la 46enne di Belluno, e l'accusa nei suoi confronti è quella di tentato omicidio del vicino di casa Giovanni Casolla di 64 anni. Ma la donna è completamente assente al punto da non ricordare veramente i fatti, riferisce l'avvocato Massimo Montino, che con il collega Antonio Pradi ha ricevuto il mandato di difensore di fiducia. Il conflitto tra i due era datato e pare riconducibile a difficoltà personali. Da una prima ricostruzione dei fatti accaduti poco prima delle 10:30 di venerdì scorso nella frazione di Sopracroda a Belluno, la donna avrebbe dapprima cercato di soffocare il 64enne con un cuscino e successivamente l'avrebbe colpito con un paio di forbici, causandogli ferite alle mani e al cuoio capelluto, giudicate guaribili in 20 giorni. I motivi della violenta reazione della donna sono ancora sconosciuti. La nostra assistita risponde a monosillabi e si fa fatica a interagire con lei, spiega l'avvocato Montino, che ha incontrato Ornella Gasperini in carcere a Venezia assistendola durante l'udienza di convalida della misura cautelare chiesta dalla PM Gallego e accolta dal Tribunale. La 46enne per il momento si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Giovanni Casolla è stato visitato dal medico legale, il dottor Antonello Cirnelli, che pur riservandosi di consegnare la propria consulenza entro il termine di 90 giorni avrebbe già sommariamente riferito particolari tali da confermare il capo di imputazione. Date le condizioni di disagio psicofisico della donna, inoccupata dal 1993 e in carico ai servizi sociali di Belluno, la difesa sta verificando la possibilità di chiedere la modifica della misura cautelare, magari in una comunità, perché la signora ha bisogno d'essere
essere aiutata, afferma l'avvocato Montino, in attesa anche di un eventuale accertamento della capacità di intendere e di volere della 46enne. Sembra, e gli accertamenti sanitari potrebbero averlo confermato nell'immediatezza dei fatti, che quella mattina Ornella Gasperin non fosse in stato di alterazione psicofisica causata da agenti esterni. Qualcosa in più circa le condizioni di salute della donna forse potranno dirlo la madre e la sorella, che la difesa intende incontrare a breve. Voltiamo pagina e andiamo a sentire quali sono i principali obiettivi dei nuovi gestori del Nevegal, mentre già si fanno progetti per i mesi più caldi. Il progetto per il Nevegal è triennale, adesso siamo a metà della prima stagione sciistica con la nuova gestione, tanto che ancora non c'è stato il passaggio formale del nome societario da Nevegal 2021 a Dolomiti Ski Line Nevegal, che intanto ha previsto sul colle un investimento di 2,5 milioni, di cui buona parte necessari per sostituire i vecchi cannoni e poter riaprire la Cocca Alta e l'anello del fondo a Faverghera. Ci sono tante cose da fare, sono veramente tante cose da costruire. Abbiamo fatto già un buon passo avanti con queste 2 revisioni delle 2 triposto, quindi che sono fondamentali perché è il collegamento con la parte alta e quindi sarà il collegamento poi con la sciovia delle Erte, il Col Toronte e soprattutto è una buona notizia che hanno finito il laghetto che ci servirà per l'innevamento e quindi quest'estate inizieremo i lavori di collegamento tutta la rete idrica e rinnovamento e svecchiamento dei generatori neve, oltre che l'inserimento di alcuni nuovi. Si spera in una seconda metà di febbraio ed un marzo freddi per l'innevamento artificiale, garantendo l'apertura quotidiana dell'impianto con buon afflusso di sciatori nei weekend. Si sono spesi già circa 180.000 euro. Ma già si guarda ai progetti per rendere la località attrattiva anche in estate. Un'estate piena di iniziative, piena di eventi, avremo il downhill che verrà rafforzato, avremo la bike, avremo l'e-bike, avremo yoga, pilates, canyoning, orientering, molte quindi discipline che i turisti potranno fare tranquillamente prenotando al centro Ski Pass, che diventerà un centro di prenotazioni per tutte queste discipline, e quindi il turista avrà più possibilità di fare varie attività all'interno appunto del territorio. E con le prossime esclusive immagini vi mostriamo il giovane cervo dalle corna, si direbbe di 2-3 anni di età, che da qualche tempo imperterrito si aggira per le strade di San Vito di Cadore, confidente oltre ogni immaginazione, non solo non ha paura degli umani, ma addirittura, se provocato, li sfida, entra e gioca nei giardini e si è reso purtroppo pericoloso attraverso le piste da sci. Il sindaco Franco De Bona ha avvisato la polizia provinciale affinché vengano adottate le misure necessarie. L'animale andrà individuato, addormentato con un proiettile soporifero e poi spostato il più lontano possibile dal centro abitato, con l'auspicio che per la sua incolumità e quella naturalmente di altri soggetti non voglia più farci ritorno. Il Palio di Feltre adesso ammesso nella categoria turismo tra le 5 candidature al premio con il quale l'Associazione Italia Medievale assegna annualmente un riconoscimento a personalità, istituzioni e privati che si siano particolarmente distinti nella promozione e valorizzazione del patrimonio medievale italiano. Ora per il Palio di Feltre si potrà votare fino al 31 di agosto, lo si può fare via email, posta ordinaria, sms, fax, di persona in tutti gli eventi organizzati dall'associazione, o ancora più semplicemente andando sul sito di italiamedievale.org, dove comunque ci sono tutti i riferimenti necessari. È dunque l'ultima notizia per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, tra poco come sempre le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata, arrivederci.